E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, benvenuti direi in questo caso a una nuova puntata della bolla e la realtà, che è un po' la contrapposizione che segna i nostri tempi. La bolla è quella referendaria, che al netto di non impossibili in punta di teoria, ma largamente improbabili nella pratica, mega afflussi oggi ai seggi, la bolla si sta sgonfiando contro il quorum non raggiunto. Ieri sera era poco sopra il 20, date le serie storiche precedenti, diciamo che è molto improbabile che la cosiddetta spallata di lor signori tramite appunto strumento del referendum vada in porto, nonostante le grandi adunate su Gaza, il genocidio e tutte le parole d'ordine terzomondiste e gauchiste che non c'entravano niente col merito del referendum, ma che erano finalizzate a sollevare, scatenare insomma la base. Andando nel merito invece dei 5 quesiti referendari, ce n'era uno che proprio dimostra plasticamente come i proponenti dimorino nella loro bolla. È chiaramente quello relativo alle politiche migratorie, esattamente al dimezzamento dei tempi necessari, dei tempi di residenza necessari per ottenere la cittadinanza italiana da 10 a 5 anni. Cioè in questo momento storico, al di là dei tecnicismi, gli anni, le procedure, ma in un momento storico in cui chiaramente una delle piaghe delle società occidentali avanzate è l'immigrazione incontrollata di massa, non l'immigrazione fisiologica che rischia di alterare la tenuta sociale e culturale, bene in questo momento storico la grande pensata di lor signori è stata quella di chiedere agli italiani se volevano cittadinanza più facile, peraltro andando contro un'evidenza empirica per cui l'Italia è sostanzialmente il paese europeo già più generoso in termini di concessione di cittadinanze. Dati Eurostat, non dati della sede della Lega di qualche paese bergamasco. Dati Eurostat, negli ultimi 10 anni, per 5 anni, l'Italia è stata il paese europeo che ha concesso più cittadinanze. Negli altri anni è sempre stata seconda, massimo terza. Quindi negli ultimi 10 anni complessivamente è il paese che ha concesso più cittadinanze. Non c'è un problema di difficoltà di ottenere la cittadinanza italiana da parte degli immigrati nel nostro paese, anzi, ma nella bolla il problema era questo e l'esito referendario pare quello scontato, cioè la bolla si sfracella sulla realtà. Se volete invece un segno potente e drammatico della realtà, dovete attraversare l'oceano, attraversare l'Atlantico, andare fino in fondo, fino alla costa del Pacifico, andare a Los Angeles, perché lì emerge prepotentemente nella realtà cosa significa oggi la bomba costituita dalla questione migratoria. Sapete che a Los Angeles sostanzialmente ci sono interi sobborghi della città fuori controllo a causa delle rivolte di quartieri a forte maggioranza immigrata, in particolare il sobborgo di Paramount. Cos'è successo? Che è tutto iniziato con rivolte contro le ispezioni degli agenti del corpo di polizia frontaliera che stanno cercando in queste settimane gli immigrati clandestini in coerenza con la politica e i provvedimenti di Trump da espellere. Non da deportare nel senso europeo novecentesco, da espellere da un paese dove non possono legalmente stare. Come ha detto lo zar dei confini Tom Homan, se sei clandestino hai già un problema, sei già fuori dalla legalità e non è che serve altro. E quindi occorre ripristinare la legalità in termini di immigrazione. Grandissima rivolta, auto date a fuoco, sommosse, interi quartieri di Los Angeles sequestrati da squadracce che sventolano la bandiera messicana, quello è una immagine simbolicamente devastante, come dire qua non è Stati Uniti d'America, qua è Messico, di fronte all'inattivismo a essere buoni,
la complicità silente a essere più diciamo cronachistici delle autorità californiane, Donald Trump ha mobilitato la Guardia Nazionale, ha iniziato mandando anzitutto 2000 soldati della Guardia Nazionale contro questi disordini e insieme al capo del Pentagono Hegseth si è ventilato che sono allertati anche i Marines. E Trump, come al solito, ha spiegato sul suo social truth la ratio dei suoi provvedimenti. Il governatore della California e il sindaco di Los Angeles, entrambi democratici ovviamente, non riescono a fare il loro lavoro. Allora il governo federale interverrà e risolverà il problema delle rivolte e dei saccheggiatori nel modo giusto. Queste sono rivolte di invasori stranieri che sventolano orgogliosamente le bandiere dei loro paesi d'origine. Cioè l'amministrazione Trump vuole rimpatriare i clandestini, quindi ripristinare la legalità. A Los Angeles si rivoltano immigrati, attivisti di supporto, sbandati vari contro questi provvedimenti, dicono che quella non è America e Trump manda la Guardia Nazionale, è pronto a mandare i Marines per ripristinare l'ABC dell'ordine, per ripristinare il law and order banale col quale solo esistono le libertà, se no siamo nell'anarchia assoluta. Ecco, la realtà oggi del problema migratorio legato al problema della sicurezza e dell'identità stessa delle nazioni sta a Los Angeles. La bolla è quella referendaria di chi pensava che davvero fosse una priorità degli italiani essere ancora più generosi nella concessione di cittadinanze. Quando usciranno dalla bolla sarà sempre troppo tardi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto